Non c'è pace per l'assessorato all'acqua e ai rifiuti dopo le indiscrezioni circa la stanchezza dell'assessore al ramo, l'agrigentino Di Mauro, e lo sfogo con la stampa non gradito dal suo leader lombardo. Oggi la notizia di ben 48 dipendenti in fuga dal Dipartimento, 22 responsabili delle dighe e 28 della sicurezza. La nuova grana riguarda gli ingegneri che ufficialmente motivano le dimissioni a causa del mancato riconoscimento dell'indennità di carica, considerato che sono chiamati a gestire una responsabilità non indifferente. Ma voci di corridoio parlano di altro e qui potrebbero trovare anche risposta alle paventate dimissioni dell'assessore. Per i dipendenti dimissionari potrebbe necessitare una gestione trasparente e condivisa degli interventi da realizzare sul sistema idrico. Di fatto gli ultimi non avrebbero voluto apporre la firma su atti ritenuti poco chiari e con molta probabilità avrebbero per gli stessi implicato assunzioni di grosse responsabilità. Voci non confermate, è chiaro, ma che potrebbero delineare un quadro di estrema complessità nel quale si potrebbero muovere proprio le riflessioni volte ad abbandonare la gestione dell'assessorato da parte di Roberto Di Mauro. Insomma, una strada molto in salita che vede anche i sindacati scendere in campo e chiedere un incontro con il governatore.